corsi universitari, delle università, politecnici e universitari. In sostanza la Baviera chiedeva che il Bund non finanziasse più, non avesse una certa influenza in termini finanziari, quindi non finanziasse più tutta quella che era la politica delle università. E questo era stato anche così poi ostentato come un grande progresso. Tuttavia ieri, qualche giorno fa, si è dibattuto nel Bundesrat e il Bundesrat ha cambiato nuovamente la Costituzione. Di conseguenza il Bund d'ora in avanti potrà tornare a finanziare, quindi non è più esclusivamente a carico dei Länder questo finanziamento, ma potrà essere effettuato anche dal Bund, dallo Stato federato. Perché? Perché, come vi ho detto prima, esistono Länder ricchi e Länder meno ricchi e quindi possono essere allocati a questi Länder meno ricchi fondi per favorire appunto i corsi universitari. Quindi vedete che anche da noi ci sono questi problemi. Dass man in diesem System, in diesem deutschen föderalistischen System, aber trotzdem Erfolg haben kann als Land, sieht man am Freistaat Bayern, den ich hier vertrete. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, ich will da jetzt nicht zu viel in eigener Sache an Lob ausschütten, aber ich muss auf dieses Beispiel hinweisen. Der Freistaat Bayern war nach dem Zweiten Weltkrieg mit das ärmste Land in Deutschland. Und es ist heute das wirtschaftlich stärkste. Das heißt, es ist unter den deutschen Verfassungsbedingungen möglich, aus einem armen Land ein wohlhabendes Land zu werden. Comunque, detto questo, posso anche dirvi che con il sistema federale tedesco è possibile anche conseguire dei successi e una prova, un esempio proprio chiaro di questa possibilità è data dal caso dello Stato Libero della Baviera, che io rappresento senza voler esprimere troppi elogi sul nostro land, però posso farvi l'esempio che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale la Baviera era il land, la regione più povera in assoluto di tutta la Germania e oggi è diventato invece il land economicamente più forte. Quindi questo, grazie al sistema costituzionale della Germania, è stato possibile passare e diventare da uno Stato povero, diventare uno degli Stati più ricchi, o meglio, la regione più ricca della Germania. Wir sind heute das einzige Land, das in der Nachkriegsgeschichte von einem Empfängerland im horizontalen Finanzausgleich zu einem Geberland geworden ist. Und von den Geberländern sind wir heute das größte Geberland. Wir zahlen in diesem Jahr 55% des gesamten horizontalen Finanzausgleichs in Deutschland und wir werden in den nächsten Jahren etwa gegen 60–65% des horizontalen Finanzausgleichs gehen. Zwei weitere Länder gibt es noch, nämlich Baden-Württemberg, unser alter Wettbewerber im Süden Deutschlands, und Hessen. Alle anderen Länder, selbst Hamburg, ist Empfängerland im horizontalen Finanzausgleich in Deutschland geworden, auch NRW, von dem wir das früher mal bekommen haben. Nun sagen unsere anderen Länder, ja, Bayern hat ja auch mal was bekommen, nämlich bis Ende der 80er Jahre hat Bayern von den anderen Ländern im horizontalen Finanzausgleich was bekommen. Wir haben aber richtig investiert. Und wir haben in der Zwischenzeit das Zehnfache dessen in den Finanzausgleich bezahlt, was wir in 40 Jahren bekommen haben. Wir haben 3,8 Milliarden Euro bekommen, jetzt umgerechnet, und wir haben seitdem 38 Milliarden bezahlt. Oggigiorno la Baviera è l'unico land
una regione che è diventata, diciamo, dopo il periodo della guerra, land che, riparto, inizialmente dopo la seconda guerra mondiale la Baviera era un land che percepiva, quindi un land che riceveva per quanto riguarda la perequazione finanziaria, la compensazione finanziaria orizzontale. La Baviera era un land che percepiva dagli altri. Ora è diventato invece uno dei pochi länder che è considerato land che offre, che dà, quindi donatore. Secondo i calcoli che sono stati fatti per il 2014, la Baviera darà appunto il 55% di quella che è chiamata la compensazione finanziaria orizzontale, per equazione finanziaria orizzontale, e si prevede per l'anno prossimo di arrivare ad una percentuale tra il 60 e il 65%. Solo altri 2 länder assieme alla Baviera concorrono a questa situazione di länder o regioni donatori sostanzialmente, ed è il Baden-Württemberg, il nostro storico avversario in termini economici nell'area sud della Germania, e il land dell'Astia. Nemmeno il land Amburgo è un land che è donatore, considerato donatore, nemmeno il Nord Reno-Westfalia. Gli altri länder dicono che la Baviera di fronte a questa situazione reagiscono in questo modo e dicono sì, la Baviera fino alla fine degli anni 80 era uno di questi länder appunto che percepiva dagli altri. Però la Baviera può vantare anche il fatto di aver investito correttamente questi fondi che arrivavano nella regione, e facendo i calcoli, conteggiando in termini di euro, finora quello che la Baviera ha ricevuto dall'epoca della seconda guerra mondiale è pari a 3,8 miliardi di euro, ma quello che la Baviera ha versato invece è pari a 38 miliardi di euro. Quindi diciamo ancora Und jetzt kommt das Problem. Wir haben nächstes Jahr einen Haushalt in Bayern von 51 Milliarden Euro und müssen von den 51 Milliarden Euro 5 Milliarden an die anderen Länder bezahlen. Davon bekommt Berlin allein 3 Milliarden. Die Sache sieht so aus, die Blauen sind die Zahler, die 13 anderen die Empfänger. Wenn Sie eine solche Konstellation haben, können Sie nie gewinnen, denn die Mehrzahl der Länder empfängt. Und das ist das politische Problem in Deutschland, das vor allen Dingen Bayern in diesem Punkt hat. Und darüber gehen im Moment die Verhandlungen in der Bundesrepublik. Ecco, ora qual è la situazione problematica a cui ci troviamo di fronte? Noi sostanzialmente in fase di dibattito sul bilancio per l'anno prossimo arriveremo a 51 miliardi, di cui 5 verranno appunto dati, di questi 5, 3 verranno ceduti a Berlino, saranno a favore di Berlino. Quindi vi faccio vedere, dice il grafico, in blu vedete quali sono i länder cosiddetti donatori, finanziatori, e in rosso sono invece i länder che ricevono. Ecco, vedete la differenza. Quindi con una situazione di questo genere sicuramente nessuno può vincere, c'è questo problema politico che sarà anche l'oggetto delle prossime discussioni, dei prossimi dibattiti sul bilancio. Ich sage manchmal meinen Leuten in Bayern oder in Deutschland, der Streit in Katalonien geht ums Geld. Und wir sind zwar bundestreu, also keine Separatisten, aber irgendwann hört natürlich die Begeisterung der Bürger auf. In Berlin ist der Kindergarten kostenlos, in Bayern nicht, weil wir uns das nicht leisten können. Wir könnten uns es leisten, wenn wir nicht 5 Milliarden an die anderen abgeben müssen. Ai miei in Baviera io dico sempre, pensateci bene,
il nocciolo della questione della Catalogna è una questione di soldi sostanzialmente, quindi noi siamo sicuramente fedeli all'idea della federazione, del federalismo, ma prima o poi anche questi entusiasmi possono svanire. Dico solo che a Berlino le scuole materne, le scuole per l'infanzia sono gratuite, in Baviera no, e noi non possiamo permetterci le scuole materne gratuite perché altrimenti dobbiamo considerare quei 5 miliardi da finanziare. Wenn man fragt, warum hat es Bayern geschafft und andere nicht, dann gibt es ein paar objektive Fakten, vielleicht auch die eine oder andere subjektive Meinung. Sie werden es mir nachsehen, als ein Politiker der CSU darf ich schon darauf hinweisen, dass die CSU seit 1945 66 Jahre diesen Freistaat regiert, mit 3 Jahren Ausnahme. Possiamo anche chiederci perché la Baviera ce l'ha fatta e altri länder invece no. A mio avviso possono esserci dei fatti da citare di carattere oggettivo e altri di soggettivo. Innanzitutto teniamo presente la presenza del partito CSU che ha governato dal 1945 in poi per 66 anni sostanzialmente, sempre questo partito alla guida con soli 3 anni di eccezione. In soli 3 anni appunto non è stata alla guida del Land. Natürlich müssen auch wir Wahlen gewinnen und es steht nicht in der Verfassung, dass die CSU immer die Mehrheit bekommt. Aber ich glaube, es ist uns gelungen, eine Politik zu machen, die die Wähler überzeugt hat. Das Zweite ist, wir haben in unserer Verfassung die Vergabe öffentlicher Ämter nach Leistungsprinzip. Wir haben keine politischen Beamten. Und damit wohl die best ausgestattete Verwaltung in Deutschland. Und das Dritte ist, fairerweise muss ich dazu sagen, Bayern hat 2 Millionen Heimatvertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen. Und die haben frisches Blut nach Bayern gebracht. Die mussten anpacken und was schaffen. Und die haben sehr viel zum Aufstieg Bayerns beigetragen. Chiaramente anche noi come partito dobbiamo vincere, non è che semplicemente grazie alla Costituzione noi abbiamo già la vittoria in tasca. Comunque i dati dimostrano che evidentemente questa politica ha convinto i cittadini. Nella nostra Costituzione comunque è garantita la presenza di conferimento di appalti pubblici che vengono assegnati solo considerando il principio della performance, della prestazione, quindi non abbiamo i cosiddetti funzionari politici. Un altro aspetto che deve essere considerato è anche la presenza dal dopoguerra di oltre 2 milioni di cosiddetti sfollati, quindi noi nella nostra regione abbiamo accolto sangue fresco, l'ha proprio definito così, persone che si sono rimboccate le maniche, che hanno lottato alacremente proprio per permettere questa crescita economica della Baviera. Und dann haben wir einiges, ja, okay, alles klar, ich kann ja in der Diskussion noch sagen, ich wollte nur sagen, wir haben die Energiekosten verbilligt, wir haben eine andere Industriepolitik betrieben als andere Länder, wir haben den Mittelstand gefördert, die Universitäten disloziert im Lande und eine Kombination von Landwirtschaft und Industrialisierung durchgeführt, wo wir die frei werdenden Landwirte in der Industrie als Facharbeiter untergebracht haben, indem wir BMW beispielsweise und Audi in die ländlichen Räume gesetzt haben und damit sozusagen Synergieeffekte erzielt haben. Und weil man uns oft ja fragt, oder bei uns kommen die Russen und die Chinesen
wie habt ihr denn das gemacht? Und dann sind das einige Beispiele. Und nur noch eines, im Jahr 1960 war BMW vor dem Konkurs. Der Freistaat Bayern hat gesagt, wir helfen euch unter der Bedingung, dass der Betriebsrat mitmacht, dass die Eigentümerfamilie mitmacht und dass ein Restrukturierungsprogramm aufgestellt wird. Und dafür hat der Freistaat Bayern 50 Millionen D-Mark Bürgschaft gegeben. Die wurde nie in Anspruch genommen, aber das ist der Startpunkt der Erfolgsstory von BMW, die heute mit die wichtigste Weltmarke, Nobelmarke überhaupt ist. Das heißt, wir haben dort eine staatsinterventionistische Politik betrieben, aber auf marktwirtschaftlicher Grundlage. Und das hat nicht nur dort, sondern in einer Reihe von anderen Fällen so gewirkt, während beispielsweise der Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard zur selben Zeit eine andere Automobilfirma hat pleite gehen lassen, weil er gesagt hat, wer pleite macht, der gehört weg vom Markt. Also das ist die unterschiedliche Einstellung unserer Politik gewesen über die ganzen Jahre gegenüber der auf Bundesebene. Sì, eventualmente poi sono a disposizione per il dibattito. In linea generale posso dirvi che come Land della Baviera abbiamo ridotto i costi dell'energia, abbiamo attuato una politica industriale diversa rispetto ad altri Länder, abbiamo favorito e promosso il lavoro delle piccole e medie aziende, abbiamo anche delocalizzato all'interno della nostra regione varie sedi accademiche universitarie, quindi c'è stata una sorta di combinazione anche tra agricoltura e industrializzazione. Pensiamo solo anche alle grandi sedi di case automobilistiche come la BMW e l'Audi che si trovano in aree rurali, quindi c'è stato un forte effetto sinergico che ha creato grandi vantaggi. Molte volte anche ci chiedono come vi comportate con l'arrivo dei grandi capitali dalla Russia o dalla Cina. Voglio solo citare questo esempio. Alla fine degli anni 60 la casa automobilistica BMW si trovava quasi sull'orlo del fallimento. Era stato anche chiesto l'intervento appunto dell'Land della Baviera. Noi abbiamo affermato sì, possiamo offrire il nostro aiuto, però alla condizione che ci sia collaborazione e compartecipazione del cosiddetto consiglio di fabbrica, del management, quindi della proprietà dell'azienda. Ed era stato messo a disposizione anche da parte della Baviera una fideiussione, un fondo di garanzia di 50 miliardi degli allora marchi tedeschi. In realtà questo fondo non è mai stato utilizzato perché tutti si sono dati da fare come era stato stabilito e sappiamo tutti che il marchio BMW è leader a livello mondiale nel suo settore. Quindi abbiamo sì portato avanti un'idea di intervenzionismo regionale, della politica regionale, ma con una base di economia di mercato. Non è stato così per esempio in altri casi, è stato citato il caso del presidente Erhard che ha fatto fallire invece un'altra grande azienda, giustificandosi in questo modo: se un'azienda fallisce vuol dire che il mercato